Furti nella corrispondenza e banconote sottratte dai plichi postali destinati alla Banca d'Italia. È quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo antifalsificazione monetaria di Roma, insieme ai militari del nucleo investigativo di Padova, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura padovana. Una dipendente di 48 anni del centro di smistamento postale di Padova è stata arrestata in flagranza con l'accusa di peculato continuato. Al termine del turno di lavoro è stata trovata con 2 banconote, una da 20 euro risultata falsa e una da 50 euro autentica, che secondo gli investigatori erano state sottratte da raccomandate affidate alla sua gestione. Indagata anche un'altra impiegata dello stesso centro, durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato lettere, biglietti augurali, gadget e 680 euro in contanti, ritenuti presumibilmente proventi della corrispondenza trattata. Le indagini sono partite nel luglio del 2025, dopo la segnalazione della Banca d'Italia, che aveva rivelato numerose raccomandate inviate da filiali bancarie del Triveneto prive delle banconote sospette che ne avrebbero dovuto contenere. Gli accertamenti, svolti anche con il supporto della sicurezza di Poste Italiane, hanno permesso di individuare il punto critico proprio nel centro di smistamento di Padova. Fino ad ora le forze dell'ordine hanno accertato 35 episodi di sottrazione di denaro e decine di aperture di plichi ordinari.